Grazie Giorgio per la linea, un saluto a tutti voi in studio, naturalmente chi ci segue da casa. Qui accanto a me al Minuto Politico non poteva mancare il solito ospite, il solito assessore Ciano Contin, leader del movimento politico. Molto buio, fermo chiaro. Benvenuto assessore. Senz'altro. Come va in comune in questo periodo? È il periodo più peggiore dell'anno, che è questo qua di fine novembre, inizio dicembre, perché si sveglia tutte le associazioni, no, che vuoi proporre robe per le famiglie, per i putei, per gli anziani, per il periodo di dicembre. È un disastro, un disastro, Scusi, un disastro. Detta così pare anche brutto, se mi permette. È brutto, è brutto. Le faccio solo... è brutto nel senso come lo descrive lei, magari Guardi. sono anche delle iniziative interessanti, no? Guardi, le ho portato proprio un volantino per Sì. dire le bueade che stanno proponendo nel nostro comune. Attento, attento. E il centro anziani ha proposto l'iniziativa NI. Anziani senza ansia. Anziani senza ansia. Complicato in effetti, sì, no, che sa questo è vero, capire forse... il titolo deve essere uno che fa settimane enimistiche tutte le settimane. Esatto, potrebbe essere. A ogni modo si tratta di un corso per istruire gli anziani su come sopravvivere in maniera efficace alle imminenti feste. Ti dico i punti del programma perché certo. Gestire le mance, come dare manco scaglie ai nevodi rompimarroni senza farsi sgamare. No, questa è interessante come dice, mia nonna mi dà 50 euro e mi dice, maledetto. No, vabbè, sì, insomma, immagino che insomma, vabbè, prego. Mangiare come un vedeo senza andare in pronto soccorso. Gli anziani che piace mangiare nei single esatto. Magari non si rende conto sotto Natale, certo. I qui che mangia fino alle 5 del pomeriggio, a serie dice, non ordiniamo mia una pizza. Le 20 scuse per non farsi portare a messa di mezzanotte. Io pensavo ne bastassero un paio, invece addirittura 20. Io fa il corso. Le 10 tecniche per ricordarsi i nomi dei nuovi compagni di tutti i parenti che ha divorziato nel 2019. E questa invece è interessante, capisci? Però vedi, io non la vedo come una brutta iniziativa, se mi permette. Per carità. È utile. Ci sono altre iniziative oltre a questa? Sì, si somma a tante altre buiade che stanno proponendo. Gli alpini che organizzano l'evento Avete bevuto? Scusi. Avete bevuto? Io si mette sotto l'albero di Natale e distribuisce brulè a tutti gli anziani, putei, bambini, tutti quanti. Come i bambini no, mi auguro. E ti domanda, avete bevuto? Brulè. E dice, cioccolata calda, no? Per educarli già. Per piacere. Il CAI che organizza l'evento CAI C di Stelle, no? Io ribeve da notte fino a mattina. CAI C di Stelle. Scusi. Nel nostro comune, se non te bevi, praticamente non si muove nessuno, se non c'è dell'alcol. Senta, scusi, ma ci saranno anche delle iniziative culturali, no? Immagino. Ma è a Ludoteca che ha proposto un'iniziativa per riscoprire la bellezza del gioco in scatola, dei giochi di società intorno alla tolla. Questa è una cosa bellissima, no? Cioè, è bellissima l'idea di riscoprire i giochi in scatola. Ma guardi che io, ad esempio, sono un grandissimo appassionato di giochi in scatola. Io almeno circa 3 serate a settimana, insomma, le passo con gli amici in Ludoteca. Cioè, in Ludoteca, 3 sere a settimana? Sì. È proprio un... No, per piacere, assessore. Di interpretare ho capito, però ma perché lei la riscoperta del gioco, cioè tenere la mente allenata, insomma. Sì, sì, per carità. Non ci rendiamo conto però dei danni che fanno certi giochi in scatola, no? Cioè, scusi? Oltre a incitare la guerra, distruggono il nostro ecosistema. Pensiamo a battaglia navale, per esempio. No, fermo, mi scusi. Battaglia navale cosa c'entra con l'ecosistema? A parte che è un gioco. Allora, battaglia navale derfa l'ecosistema. A parte quando che tu centri la barca, che copi quei poveri marinai che stanno solo facendo il suo lavoro. Non è che è un gioco, è una navetta di plastica, non c'entra, non ci sono marinai. Pensiamo ai danni all'ecosistema, no? Che perché? Spari a bomba acqua, ma i pesci che c'è sotto poi non ci sono pesci non ci sono pesci. Ma no. Pensiamo agli uccellini che muoiono durante le sfide di battaglia navale. Cosa c'entra gli uccellini, scusi? Osei, uccellini. Ma non è Osei, non è Osei. Che ma cosa dice gli uccellini? I serpentelli. I serpentelli. B7 e B7. Ma per piacere, ci rendiamo conto dei danni che si fanno. Ma non ci rendiamo conto del fatto che lei non conosce nulla dei giochi in scatola? No, io ho il mio gioco preferito. Ce n'è uno preferito? Qual è? Briscola. Sì, non è un gioco in scatola, comunque è un gioco, certo. Diciamo che ci sono affezionato perché il mio comune è come la briscola. Cioè? Cambia sempre i semi che comanda. Nel suo caso il Semos è rimasto, insomma. Sì, esatto. Va bene, allora che dire, a voi la linea e buon gioco a tutti se partecipate alle iniziative dell'assessore Ciano Contin. Cioè, ti conto questa, sai quello che è il gioco preferito dei posatori? No. Ruba massetto. Aspetta, mi sono smettere una roba da dire. Sì, forse siamo ancora in tempo, Giorgio, scusa. E allora il Centro Anziani mi ha ricordato di ricordare che c'è un'iniziativa per tutti gli anziani che soffrono di demenza senile. Senile, il grande torneo di Memory.
Ah, quando lo farete? È dal 5 al 25 dicembre, cioè ora che becca Ma per è piacere, combinazione. ma per piacere, saluto Se si tutti quanti ricorda. a Centro Anziani e tutti gli altri. Senz'altro.